Siamo nel magazzino del Banco Alimentare del Veneto e siamo molto felici di poter chiudere questo 2021 con un record mai raggiunto fino ad ora. Abbiamo superato le 6.000 tonnellate di prodotti alimentari raccolti e pronti per essere distribuiti nel corso del prossimo anno alle oltre 445 associazioni che assistono le persone in difficoltà in Veneto. Innanzitutto vogliamo ringraziare le associazioni per il lavoro grandissimo che fanno giorno dopo giorno e per l'amore e l'attenzione che pongono rispetto alle persone che oggi si trovano in difficoltà, magari anche una difficoltà temporanea, ma comunque una difficoltà a comporre un pasto completo durante la giornata. Nel corso del 2021, grazie al loro lavoro, abbiamo potuto raggiungere oltre 85.000 persone in Veneto e questa è una soddisfazione che per noi è importante, che ci dà un ulteriore stimolo per continuare nel corso dei prossimi anni. La cosa che più ci soddisfa è anche il grande risultato della colletta alimentare, che ancora una volta ci ha stupito rispetto alla generosità dei cittadini del Veneto e ci permette appunto di poter distribuire prodotti che difficilmente possiamo trovare nella nostra raccolta quotidiana. La cosa che chiediamo in questo momento è volontari. Stiamo cercando persone che ci aiutino nei magazzini, in quello di Verona e in quello di Padova, perché il lavoro è cresciuto molto e i nostri volontari storici, che sono diversamente giovani, hanno bisogno di un aiuto a poter distribuire ancora di più e ancora meglio i prodotti che stiamo raccogliendo.